Al 43esimo del secondo tempo Florio se ne va sulla sinistra e Tosetto manda in calcio d'angolo. Dalla bandierina si incarica di battere, ecco, Pavese dalla sinistra. Parte la parabola, Florio interviene di testa e rete, ma l'arbitro, vedete, annulla. Ecco, non sappiamo che cosa abbia visto, forse una carica di De Laurentiis sul portiere, però quando è partita la parabola non c'era alcun giocatore vicino. Ecco, la facciamo rivedere, il colpo di testa di Florio e inflessibile il signor Vitali di Bologna annulla. Inutili ovviamente le proteste dei giocatori materani. E qui ritorniamo all'inizio dell'incontro, vedete le due squadre schierate, il Matera con Casiraghi, Generoso Beretta, Bussalino, Imborgia, Raimondi, Oliva sostituito da De Laurentiis dal 37esimo del secondo tempo, Pavese, Florio, Giannattasio, Raffaele in panchina, Lisanti e Merlin, il Monza con Marconcini, Motta, Lainati, Corti, Stanzione, Pallavicini, Acanfora, Ronco, Ferrari, Massaro e Monelli, sostituito dal 43esimo del secondo tempo. Ecco qui vedete la prima azione, ecco Florio che se ne va sulla sinistra, crossa e Pallavicini sulla linea allontana. E il Matera ha avuto nel primo tempo in mano le redini del gioco. Ecco, questa è un'altra punizione in favore del Matera. Marconcini ci mette i pugni. Ancora il Matera in pressing, vedete una punizione, Oliva che dà a Florio, Florio se ne va, tira e Marconcini devia in calcio d'angolo. Marconcini che è stato uno dei protagonisti della vittoria del Monza. E qui siamo al gol del vantaggio del Monza, un calcio d'angolo tirato da Ferrari. L'azione la faremo rivedere, ecco, il calcio d'angolo tirato da Ferrari, il colpo di testa di Imborgia e la palla che supera Casiraghi. Questo al 29esimo. Fra qualche minuto vedremo che il Matera riuscirà a pareggiare con Florio. Rimessa laterale, palla a Pavese, Raffaele per Florio, dribbling secco e pallone appoggiato in rete. È una prodezza di Florio, prodezza che purtroppo non ha consentito al Matera di portare almeno di conseguire il pareggio. Ecco, vedete Florio con quanta rapidità supera Pallavicini e insacca alla sinistra. Qui siamo sempre nel primo tempo. Ecco la palla che è stata rimessa al centro. E questa è un'azione pericolosa del Monza, un'azione scaturita da un calcio d'angolo, un cross, ecco, stoppa, tira, la palla batte sotto la traversa e poi Bussalino allontana. Questo è un colpo di testa di Raffaele parato in due tempi. Ecco, siamo giunti al secondo tempo e dell'azione del gol. Corti ha crossato, Massaro prima stoppa, poi di rimbalzo con un gran destro batte Casiraghi. Ecco un rinvio, l'indisturbato Massaro che batte Casiraghi. È il gol del 2-1, è il gol della vittoria del Monza. Ecco, e qui siamo vi facciamo rivedere l'azione che ha dato luogo anche agli incidenti fra tifosi e polizia al termine della gara.